po' di Svizzera e il Mesaino, e qua ci sono i cartelli svizzeri e io devo andare al Passo Umbrail, quindi di là, senza avere sentirino nel bosco, senterino taglia strada. Buongiorno, 39esimo giorno, e sti cazzi, qua si continua. Oggi me la sono presa con calma perché ieri non è stata dura, ma il freddo ha rosicchiato un po' di energia. Infatti stamattina volevo rimanere lì tutto il giorno a poltrire, a stare al calduccio. Adesso è uscito il sole e si sta bene. Stanotte mi ha detto la signora del campeggio che ha fatto 7 gradi, sti cazzi, 6 o 7, sì. Però ho dormito vestito, quindi ho dormito anche bene. E niente, adesso stiamo aggirando lo Stelvio, ho fatto questo passo gioco di Santa Maria in italiano, se no Pass Umbrail, e arrivo in fianco allo Stelvio, Scollino 2005 invece che 2008 come lo Stelvio, perché guardando di là è pieno di neve, adesso mi sono incugnato. E così, un'altra notte in campeggio svizzero, tutto in franchi. Campeggio economicissimo, 20 franchi, quindi 21 e mezzo euro. Però tutti gli extra, sti cazzi, stamattina a colazione 17 euro. E ho preso 3 brioche, 2 panini, una cioccolata, una merendina e un caffè. Beh, magari è giusto, ma mi sembra tanto. Però vabbè, fanculo, è un servizio ottimo. Infatti ho fatto una colazione da 8000 calorie. Due brioche con la marmellata, spettacolo. Spettacolo. Più il caffè era anche buono. Così oggi non c'ho proprio voglia. Oggi è proprio l'unico pensiero è non sudare, perché poi se arrivo su e fa freddo, quindi andrò pienissimo, che ho quei 1000 da fare, perché adesso sono 1450, 1500, un po' sono salito, sta arrivando gente, e niente, e questa è la valle che ho risalito ieri, e sono salito di qua. Spettacolo. È così, 39esimo giorno, e si va in Lombardia oggi. Oggi Lombardia. Spero di arrivare alle porte di Bormio, e poi devo pensare se andare a Livigno, ma a lungo, o se no poi devo attraversare in Svizzera, cioè, devo guardare bene la mappa, perché preferisco farvalli che traversate. Poi iniziano i 4000, 3000, già da un pezzo che c'erano, adesso iniziano i 4000, quindi sono cazzi grossi. Se già 2005 sono 0 gradi, che anche lo Stelvio 2008 segnava le previsioni che non saliva durante il giorno la temperatura, perché l'aria faceva percepire -5 di notte. Peli. Infatti scolino veloce e scappo in giù, visto che c'è anche un bivacchino ma è vicino, quindi valuto. Sono un po' di valutazioni. Fatto sta che non devo risparmiare stasera, quindi notte abusiva, non devo fare il figo. Bene, finisco la sigaretta e vado con calma, oggi con calma. Zazza, spettacolo. Switzerland. Eccoci qua, Passo Umbrail, di là la Svizzera. Salutiamo, a presto, ci rivedremo nei prossimi giorni. Là al Passo dello Stelvio, un po' di neve. Andiamo. È grosso questo. Eccoci qua. Il tipo è quello. Sì.
quindi siamo già entrati. Ebbene, 2503, passo Umbrail, nuovo gioco di Santa Maria, in italiano. Divieti. Italia! Italia! Siamo in Lombardia! Sì! Lombardia! Lombardia! Sì, sì, sì! Frattempo là che bomba! E lassù il passo, non so se è qui. Vabbè, il bastoncino non si vede se è lì o lassù, credo lassù. Scopriremo più avanti. Bello, 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 bello. Andiamo, 39esimo giorno e si va in Lombardia. Dai che se stiamo allo stesso ritmo, altri 40 giorni se la portiamo a casa, ma la vedo dura. Spettacolo. Lì c'è lo Stelvio. Indicazioni. Si vola. Adesso dovrò fare quella strada lì. Questa qua sotto. È un po' di asfalto, non c'è molti sentieri, se no devo salire, ma non c'ho proprio cazzi. Non c'ho proprio cazzi. Adesso bello stanchino, i miei 1000 oggi li ho fatti, sono a posto. Ci spostiamo dalla strada, siamo un po' in mezzo. Spettacolo, spettacolo. Eh sì, qua dice sinistra, Bolzano, Bozen, dritto Bormio, Sondrio, sei le prossime mete. Lombardia, Lombardia.